La legittima difesa, ecco, come funziona in Italia? Ma non funziona perché se ti entra qualcuno in casa e tenta di aggredirti, devi solo pregare Dio che cambi idea e se ne vada da solo. Ho Chi Minh diceva che se ti entra una tigre in casa, prima di affrontarla apre una finestra se ne va. Ma mi sa che questi ladri, fatti come sono fatti, vanno fino in fondo. Non è un caso l'aggressione anche di quei ragazzi del pullman di Belluno al Conegliano la notte di Halloween da parte di nordafricani con coltelli, tirando anche tombini. Cioè tu ti devi difendere. Io penso una cosa, che nel momento in cui tu entri in una casa per rubare, ti assumi un rischio. Il rischio può essere che ti trovi il padrone di casa con un coltello, con una pistola, con una mazza, con una sedia in mano, oppure ti puoi trovare un cane addestrato alla difesa e puoi trovare un sacco di inconvenienti. Quindi non è che poi torni a casa e dici mi sono ferito, è colpa di sto disgraziato. No, il ladro non deve entrare in casa, punto e basta. E io penso anche che non sia corretto pensare che il futuro sia quello di riempire le nostre abitazioni di armi e di pistoleri, ma è la chiara dimostrazione che fallisce lo Stato quando non siamo più in grado di essere sicuri. I ladri devono andare in galera, l'unica modifica da fare in Italia è quella del codice penale. Quando uno striscia anche in auto con una chiave deve essere punito, punto. Fino adesso però, infatti, insomma, alla mano, se vuole torniamo anche sull'argomento del benzinaio Stacchio che cercò di difendere, no, un'azienda dall'assalto dei rapinatori. Fino adesso non è così, non viene considerato legittima difesa, ma di solito paga chi va a difendere qualcosa di suo o qualcuno che è in difficoltà. Ma guardi, noi parliamo giustamente del cittadino, di noi cittadini che possiamo trovarci un disgraziato in casa e diciamo qua bisogna che sto attento anche a cosa che faccio. Ma mettiamoci nei panni dei poliziotti, delle forze di polizia, carabinieri, finanzieri, la questura, insomma tutte le forze di polizia, se ne avrò dimenticato sicuramente qualcuno, che devono stare attenti a come usano il manganello durante le sommosse quando ci sono dei disgraziati che mettono a ferro e fuoco le città o le piazze, che devono stare attenti a come fanno gli arresti, perché comunque a prescindere dal fatto che arrestano ormai è una parola grande perché vuol dire portare uno in caserma e poi vederlo uscire subito dopo, ma devono stare attenti come li prendono per le braccia, come gli mettono le manette, perché chi va nei casini sono le forze di polizia. Cioè questo è il segno di un paese malato. Bisogna modificare il codice penale, pene certe, severissime e polizia con la carta bianca, perché i poliziotti sono motivati e poi si trovano davanti norme che mettono loro sul banco degli imputati, non i ladri, non i delinquenti.